Benvenuti a questa nuova puntata di Rete Agevolazioni News. Oggi parliamo di agevolazioni per i professionisti, un fondo perduto del 45% previsto per i professionisti dell'Emilia Romagna. E parliamo di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di ammodernamento tecnologico degli impianti di risalita, un bando per il Veneto. E vediamo un contributo in conto interessi per sostenere i giovani in agricoltura, in questo caso in tutta Italia, e vediamo poi infine un incontro che si terrà domani a Padova, dove si parlerà di rete di impresa, di tecnologia e internazionalizzazione. Ecco, in questa settimana sono uscite delle normative e delle opportunità interessanti, quelle che abbiamo appunto descritto in apertura. Iniziamo subito con la prima, che riguarda i liberi professionisti dell'Emilia Romagna, per i quali è previsto un fondo perduto del 45% per gli investimenti in ICT, quindi nell'ambito delle soluzioni informatiche e di digitalizzazione per questo tipo di professioni. I beneficiari del bando sono, come ho detto, liberi professionisti che operino in forma singola o associata della Regione Emilia-Romagna. Il fondo perduto arriva fino al 45% con un contributo massimo di 25.000 euro e un investimento minimo che deve essere pari almeno a 15.000 euro. Gli interventi che vengono agevolati sono quelli per favorire lo sviluppo e la strutturazione delle attività libero-professionali, per facilitare l'affiancamento dell'attività professionale ai processi di efficientamento della pubblica amministrazione, per incentivare gli investimenti in nuove tecnologie, innovazioni di processo e tecnologie informatiche e diffondere la cultura d'impresa. Il bando prevede due sportelli, uno che si chiuderà il 31 maggio 2017 per gli investimenti da effettuare entro il 31/12/2017 e il successivo invece previsto per il 12 settembre che riguarderà le spese da sostenere poi dal 1 gennaio 2018 al 31/12/2018. La seconda iniziativa il secondo bando di cui volevo parlarvi è quello riguardante il Veneto per un contributo a fondo perduto che sostiene la realizzazione di progetti di ammodernamento tecnologico degli impianti di risalita. La scadenza di questo bando è il 24 aprile 2017. Sono ammessi come beneficiari le PMI e i titolari di una concessione di linea o soggetto autorizzato all'apertura di un pubblico esercizio, un gestore sostanzialmente, e gli interventi sono quelli relativi agli impianti a fune. Il contributo a fondo perduto può arrivare fino al 70% della spesa ammissibile con un limite massimo di finanziamento di 200.000 euro per intervento, quindi anche in questo caso un intervento assolutamente molto cospicuo. Andiamo poi a livello nazionale e parliamo di agricoltura, in questo caso abbiamo un nuovo bando con scadenza 12 maggio 2017 che favorisce con un contributo in conto interessi l'insediamento dei giovani in agricoltura. Naturalmente i soggetti beneficiari devono essere appunto giovani, quindi tra i 18 e i 40 anni non ancora compiuti, che abbiano adeguate competenze professionali nell'ambito dell'agricoltura e che abbiano un progetto di acquisizione di investimenti in ambito agricolo che abbiano importi compresi tra i 250.000 euro e i 2 milioni di euro. Il contributo è un contributo in conto interessi e il massimo contributo, la massima misura attualizzata è di 70.000 euro. Per quanto riguarda poi le reti d'impresa, domani in Fiera a Padova, domani che è giovedì 30 marzo, è previsto alle ore 12 un seminario su tecnologie e internazionalizzazione, i pilastri per le nuove reti d'impresa innovative. È organizzato da Assoreti PMI, l'associazione delle reti d'impresa per le piccole e medie imprese, e se avete piacere di iscrivervi ci sono ancora dei posti disponibili, potete andare direttamente sul sito dello SMAU di Padova e accreditarvi e registrarvi. E con questo per oggi è tutto,
questa è Rete Agevolazioni News e io sono Franco Rasotto. Se vi è piaciuto questo video o questo audio, nel caso ascoltiate il podcast, vi invito a mettere un mi piace o un commento qui sotto ed eventualmente se avete delle domande di approfondimento da fare sugli argomenti che abbiamo trattato in questo video, l'invito è sempre quello quindi di commentare qui sotto e porre direttamente qui la domanda e poi vedrò anche ovviamente di rispondere. Vi ricordo che Rete Agevolazioni News è anche un podcast, quindi potete seguire questa trasmissione anche attraverso il podcast. L'abbonamento è naturalmente gratuito come per tutti i podcast, quindi non vi resta che andare su iTunes, cercare Rete Agevolazioni News e iscrivervi sostanzialmente. Così potrete rimanere aggiornati di volta in volta che pubblicherò questi interventi, queste trasmissioni. E con questo ho concluso, vi saluto e ci vediamo alla prossima.